detto, se vogliamo la palla, vogliamo fare 2 passi lontano dalla palla, 2 passi e andare incontro alla palla. Adesso ogni volta che dico via, voi fate, fermi così, sparsi, larghi, bene, muovetevi, lontano dalla palla, verso la palla, fate 2 passi in opposizione e fate finta di andare a ricevere un pallone. Via, da soli, 2 passi, lontano dalla palla, verso la palla, lontano dalla palla, verso lì. Quindi io devo venire, ti devo far vedere che voglio il pallone. Comunicazione visiva, non devo dirti palla, ok? Adesso te lo passa lui, lontano dalla palla, verso la palla. Comunicazione, continua, vai, fai finta che te lo passa sempre quello vicino, tutti insieme, forza, lontano dalla palla, fai finta di fare un blocco, salti fuori, dove si incrociano, possibilmente dove si incrociano le linee bianca e gialla, ricevi da lui, attacchi il canestro, un palleggio, prendi il rimbalzo e vai in fila. Nel frattempo sei partito te, vai a bloccare, salta fuori, bene, via. Adesso vediamo come lo fanno, ok, stop, non usano più le mani, vai, comunica con lui, vedete che lui sta adesso sopra il tiro libero, sulla linea del tiro libero, prendi la palla, 2 passi verso da te, salta fuori, non balzare, aspetta, ancora, no, via, salta fuori, via, ecco qua, via, ok, salta fuori, allora è chiaro che tutti doveva essere più